Parliamo di volley. Siamo in collegamento con Gianfranco Formentin, presidente del Volley Mestre. Innanzitutto, Gianfranco, ciao, ben ritrovato e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Grazie a te, Gianfranco. Allora, è cominciato il campionato di volley Serie C 2024-2025. Il vostro debutto in questo campionato è stato al Palazzetto dello Sport di Trevignano contro Libertas Montorio. A mente fredda, come analizzeresti la partita che per la cronaca è stata vinta al tie break dagli ospiti? Ma è stata una partita a due facce fondamentalmente. Siamo partiti un po' l'emozione anche della prima in casa. Siamo partiti con una squadra che era ben organizzata dall'altra parte, ben strutturata, ci avevano studiato bene e hanno cercato subito di trovare i nostri punti deboli fin dall'inizio e per i primi due set abbiamo dovuto rincorrerli e non riuscendo neanche a portare a casa nessuno dei primi due set. Poi il terzo set qualcosa è cambiato nei nostri ragazzi, il coach Scaggiante ha cercato di mescolare un po' le carte e siamo riusciti a portare la squadra al tie break. Poi il gioco a tie break non siamo riusciti a portarla a casa, però mi è piaciuta molto la reazione dei ragazzi dal terzo set in poi, quindi la voglia di riscatto e la voglia di cercare di portare a casa un po' qualche punto. Quindi sconfitti, d'accordo, però uscite a testa alta da questo confronto. Diciamo che abbiamo avuto delle indicazioni, abbiamo avuto dei segnali che possiamo in qualche maniera correggere e abbiamo avuto anche delle reazioni positive da parte di alcuni ragazzi ci fanno ben sperare. Per quanto riguarda questa stagione, come abbiamo detto in apertura di questa intervista, è cominciato appena da pochi giorni il campionato, appunto. Come ti sei fatto un'idea per quanto riguarda le compagini di quest'anno? Che tipo di campionato potrebbe essere? Anche se ovviamente, ripetiamo, siamo solo all'inizio. Beh, il campionato di Serie C è un campionato particolare perché è fatto in due gironi e spesso i due gironi non sono proprio così equilibrati, però noi siamo in questo girone ormai da un bel, girone A, da un bel po' di tempo e effettivamente abbiamo sempre trovato delle squadre belle, belle toste, tant'è vero che poi sono le squadre che l'anno scorso sono riuscite anche a fare la promozione in Serie B. Diciamo che il campionato sarà un campionato impegnativo perché il livello della Serie C si è elevato parecchio, ci sono giocatori di esperienza all'interno, ci sono squadre che sono già strutturate per fare anche il campionato di Serie B e quindi sarà un campionato difficile. L'anno scorso, dopo un inizio un po' in sordina, così siamo riusciti a mettere in riga un po' il campionato, abbiamo vinto, se non ricordo male, 13 partite su 15, insomma, nella seconda parte della stagione, quindi avevamo trovato anche un po' un equilibrio. Speriamo in qualche maniera di ripeterci quest'anno. Abbiamo apportato qualche correttivo anche nella formazione, abbiamo cercato di coprire dei ruoli che magari erano un po' scoperti l'anno scorso, quindi c'è da pensare che sarà un campionato impegnativo, ma speriamo che riesca a darci anche delle belle soddisfazioni. Tra i cambiamenti che sono stati fatti, nelle varie compagini, li avete fatti anche voi, nel senso ci sono dei nuovi elementi nel roster. Una certezza da cui ripartite è sicuramente l'head coach Scaggiante, che nell'ambiente del volley non ha certo bisogno di presentazioni. Per quanto riguarda invece i giocatori, quali elementi sono cambiati e con che criterio avete allestito appunto il nuovo roster? Abbiamo integrato nella squadra due liberi nuovi, un ragazzo che viene da Padova, giocava per Cus Padova, e un altro ragazzo invece che veniva da Piove, che entrambi due buoni liberi, con un ruolo che l'anno scorso era stato un po' deficitario, avevamo avuto un po' di problemi, avevamo recuperato solo nella seconda parte della stagione. Poi abbiamo avuto due bei rientri che sono rientrati Girotto Stefano
Breda e Riccardo, che sono due ragazzi che sono cresciuti con noi negli anni passati e sono tornati con noi quest'anno. Più abbiamo un ragazzo che proviene dal San Giorgio di Chirignago, un giovane palleggiatore che si è aggregato al gruppo per fare esperienza e per migliorare. Insomma, quindi diciamo che abbiamo una rosa di una quindicina di persone che ci permettono anche di lavorare in maniera, come dire, in maniera abbastanza intensa anche durante gli allenamenti e avere sempre la possibilità di avere due formazioni in allenamento, insomma. Certo, quindi sicuramente, come hai detto tu, sarà un campionato impegnativo, ma voi con questo nuovo roster, con queste nuove idee che sicuramente i giocatori che sono arrivati metteranno, saprete dire la vostra, lo state già facendo. Ma sì, dai, adesso intanto già siamo partiti, abbiamo fatto le partite di Coppa Veneto, abbiamo avuto modo le partite di Coppa Veneto di provare un po' di formazioni, di provare un po' di situazioni di gioco, abbiamo usato la Coppa Veneto come un po' una specie di periodo di amichevoli, ecco, e adesso abbiamo cominciato il campionato sabato scorso, adesso riprendiamo giovedì prossimo che giochiamo a Chioggia perché abbiamo dovuto spostare una partita, giochiamo a Chioggia e quindi vediamo un po' come saranno i nostri ragazzi, se sono pronti già per andare in trasferta e giocare le trasferte del nostro campionato su campi abbastanza difficili. Ma siamo fiduciosi comunque. Chiarissimo. E dunque per averci parlato della nuova stagione del volley mestre in generale, ovviamente anche con uno sguardo al nuovo campionato, ringraziamo di cuore il presidente Gianfranco Formentin per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie per seguire la pallavolo che è molto importante. Grazie.